incidente oggi pomeriggio lungo la strada regionale 308 del Santo nel Padovano. Il bilancio è pesante, un morto, 3 feriti, all'origine probabilmente un sorpasso azzardato. Il ritorno di Coppa Italia a Catania sarà a porte chiuse. La decisione del giudice sportivo dopo gli scontri dell'Euganeo: 10.000 euro di multa per gli etnei, 5.000 euro per la società biancoscudata. Una lite tra vicini di casa finisce a coltellate. È accaduto a Treviso, una donna ha colpito con diversi fendenti il vicino che disturbava con la musica troppo alta. Per fortuna non ha colpito organi vitali. Non fate esibire davanti ai nostri figli il trapper Nicki Savage. Al Molo 5 i suoi testi insultano e offendono le donne. È l'appello dei genitori ai gestori del locale e alle istituzioni. Codena 4, il piano di Regione CAV per alleggerire il traffico prevede la realizzazione di una quarta corsia dinamica tra Venezia e Padova utilizzando quella di emergenza. Avevano trasformato un'area del parco pubblico in un campo da cricket. 6 indiani rintracciati e multati dalla polizia locale. Accaduto a Montecchio, nel Vicentino. I Pooh tornano in piazza San Marco a Venezia con 2 concerti dal vivo 5 e 6 luglio. L'ultima volta fu nel 1976. Poche anticipazioni sulla scaletta, ma non mancherà un triplice omaggio a Stefano Dorazio. TG del Veneto, buonasera, appena ritrovati. Partiamo con una tragica notizia, un nuovo incidente mortale purtroppo lungo la strada del Santo, la famosa regionale 308. Il bilancio è pesante, c'è un morto e ci sono 3 feriti, all'origine probabilmente un sorpasso azzardato. Un sorpasso azzardato. Sarebbe questa la causa del grave incidente accaduto intorno alle 16 lungo la strada regionale 308 del Santo tra le uscite di Borgoricco e Campo San Piero. A perdere la vita il conducente di questa piccola utilitaria rossa, un cittadino del Bangladesh di 57 anni, residente in provincia di Treviso, che viaggiava lungo la strada con a fianco la moglie. Rianimato a lungo sul posto dai sanitari del SUEM 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La moglie, sua connazionale, è stata invece trasportata in elicottero all'ospedale di Padova e non risulta essere in pericolo di vita. Feriti nello scontro anche i conducenti dei 2 veicoli che viaggiavano nel senso opposto, entrambi trasportati in ambulanza all'ospedale di Campo San Piero. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Federazione del Campo Sampierese. Un dramma lungo una delle arterie più trafficate di tutto il Veneto che ha portato il caos sulla strada. In tilt la regionale, dove sono state istituite 2 uscite obbligatorie: a Borgoricco per chi arriva da Padova, a Campo San Piero per chi arriva da Castelfranco Veneto, per poter eseguire tutti i rilievi e recuperare i mezzi coinvolti. Continua a salire il numero degli ultra catanesi arrestati nel primo pomeriggio di oggi. Sono stati individuati ulteriori 3 ultra etnei che si sono resi protagonisti degli incidenti di martedì sera allo stadio Euganeo di Padova. Ricorderete, con l'invasione di campo durante l'intervallo, arrivando così ad 11 arresti. A Pescia, in provincia di Pistoia, è stato rintracciato e arrestato in flagranza di ferita un 36enne con precedenti specifici per i reati da stadio, porto abusivo di armi e danneggiamento. Dopo gli scontri di martedì allo stadio, intanto, con l'invasione di campo, il giudice sportivo ha deciso le sanzioni. La finale di ritorno di Coppa Italia di Lega Pro tra Catania e Padova sarà a porte chiuse per le 2 società. Dopo gli scontri avvenuti con l'invasione di campo all'Euganeo dei tifosi etnei, scattano 2 sanzioni: 10.000 euro di ammenda per il Catania Calcio, 5.000 euro di multa per la società del Calcio Padova. Amareggiati per questa decisione i vertici biancoscudati. Ci rende ancora più vittime di questa situazione, sia noi come società che i nostri tifosi, che hanno mantenuto la calma pur trovandosi contro dei teppisti che gli lanciavano addosso di tutto. Quindi noi non possiamo che essere rammaricati da tutto questo, perché questa partita verrà ricordata non per la vittoria del Padova, ma per questi episodi che ci sono stati, e perché appunto sia noi che i nostri tifosi ne subiamo soltanto un danno. Il giudice sportivo chiude lo stadio Massimino di Catania per una partita casalinga della squadra, ovvero il prossimo 2 aprile, data in cui era previsto il match di ritorno contro il Padova. Le multe alla società si rifanno ai comportamenti tenuti dai tifosi. I sostenitori biancoscudati in tribuna est, raggiunti dal lancio di petardi e fumogeni tirati dagli etnei durante l'invasione di campo, li hanno raccolti e rilanciati verso i catanesi che erano dentro il campo.
Ben più gravi le responsabilità dei catanesi che hanno scavalcato la recinzione, hanno invaso il campo, hanno tirato petardi e fumogeni mettendo a rischio l'incolumità delle persone, danneggiando la struttura, ingaggiando scontri con le forze dell'ordine e ritardando la ripresa della partita di 4 minuti. La società etnea è stata multata con una sanzione di 10.000 euro, una somma doppia rispetto a quella del Padova e adeguata alla gravità dei comportamenti degli ultras catanesi. Negli scontri con la polizia intervenuta all'interno dello stadio per riportare gli ultras nella curva a nord, 8 poliziotti sono rimasti feriti riportando contusioni e un dirigente della questura responsabile del servizio accusato un malore si trova tuttora ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo per definire ed eventualmente potenziare la sicurezza all'interno dell'Euganeo. Siamo massimamente disponibili a valutare un eventuale miglioramento delle procedure laddove se ne ravvisasse la necessità. La collaborazione con le forze dell'ordine è sempre stata massima e continuerà ad esserlo. Siamo a Treviso, in centro, quartiere latino, lite per la musica troppo alta e un 38enne che viene accoltellato. Le macchie di sangue copiose sono ancora visibili a terra e sul muro. Attimi di paura e follia nel cuore della notte, quando una violenta lite è scoppiata nel centralissimo quartiere latino a Treviso. Protagonisti della vicenda, un uomo rimasto ferito e una donna di origini polacche denunciata per averlo preso a coltellate. La situazione è degenerata verso le 2 del mattino in una palazzina in via San Pangrazio, quando un 48enne ha aggredito il suo vicino, un 38enne operaio edile, con un coltello da cucina durante una discussione per la musica troppo alta. I dissidi di vicinato durano da almeno 1 anno e mezzo. Ma perché l'ha fatto secondo lei? Perché forse avevo un po' di musica a casa mia. Lei è uscita fuori dal suo appartamento gridando. Che problema è? Sono stato zitto la prima volta, la seconda, la terza, dopo ho aperto, lei pure ha aperto ed è entrata e mi ha accoltellato. Dove? Coltellato qua. E dopo? Qua mi ha tagliato mezzo dito. Fortunatamente Alex ha riportato ferite non gravi, i fendenti non hanno colpito organi vitali, quasi per un miracolo. Neanche mi sono difeso, non me l'aspettavo. Con un coltello da cucina? Sì, più o meno era... Solo la lama era 25 centimetri. Secondo la versione dell'operaio, il volume della musica non era elevato poiché stava svolgendo le pulizie domestiche. L'uomo è stato accompagnato in ospedale e dimesso con una prognosi inferiore ai 20 giorni. Completamente opposta alla versione di Irene, residente da tempo in Italia. Ho sferrato più fendenti, colpendo il vicino al fianco e alla mano mentre tentavo di difendermi. Alta, musica alta, forte. Usciva, sbatteva la porta, voleva entrare dentro la porta, io a un certo punto non ce l'ho fatta, sono uscita. Voleva entrare da lei? Sì, ha fatto un buco nella porta, rotto. Sono uscita fuori con coltello perché non lo so, perché lui di solito di notte non sai cosa ha in mano questo. E mi sono difesa, l'ho graffiato un po', spaventarlo volevo. Lei sostiene che sia difesa? Sì, assolutamente, ho fatto per legittima difesa. Le autorità hanno sequestrato il coltello utilizzato e la donna è stata denunciata. La sua posizione è al vaglio delle autorità giudiziarie. Le canzoni con testi troppo violenti e l'appello delle famiglie a non far esibire il trapper al Molo 5. Siamo nel veneziano. Sospendete assolutamente lo spettacolo, fate una proposta diversa e noi ve la appoggeremo e ve la pubblicizzeremo. Cerchiamo di non dare palco alla violenza di genere. L'appello della Fondazione si unisce a quello accorato di moltissimi genitori perché i gestori della discoteca Molo 5 di Marghera rinuncino all'evento che vede protagonista il discusso trapper Nicki Savage. Chi è? Colui che nei suoi testi offende le donne in ogni modo, facendolo sembrare normale davanti a ragazzini giovanissimi. Sono sempre più volgari. Praticamente la donna è vista proprio come un oggetto. Quindi, oltre al fatto di essere cantate a un pubblico giovanissimo, è proprio il rispetto della donna che manca. In un Veneto, dopo quello che è successo da Giulia Cecchettin e prima, di tutto quanto il tema della violenza di genere, accettare che ancora oggi si possa attraverso la musica promuovere spettacoli di questo tipo, noi non ce l'abbiamo assolutamente con i gestori dei locali, ma bisogna che noi genitori cominciamo ad alzare le antenne e noi enti incominciare a dire no. Una battaglia è già stata vinta lo scorso settembre quando i genitori sono riusciti a non far esibire il trapper in un
un locale di Castelfranco Veneto. Dobbiamo educare i nostri figli all'uguaglianza e al rispetto in tutte le sue forme. È ovvio che se i nostri ragazzi minorenni prendono ad esempio forme di arte di questo genere, non andiamo lontano. Noi donne siamo descritte come delle poco di buono, e già mi esprimo molto bene, delle incapaci, delle donne che sfruttano gli altri e delle donne prive di cervello. Quando parliamo di prevenzione dobbiamo fare prevenzione anche in questo senso. Mi auguro che il gestore arrivi a fare una scelta di buon senso, visto che stiamo parlando di giovani, di donne in primis, e portare un buon esempio. Dal canto suo il gestore replica confidando che la questione venga trattata nelle opportune sedi, senza per questo arrecare danno a chi nel rispetto della legge opera diligentemente per la produzione di intrattenimento giovanile, aggiungendo che il rispetto di genere è una questione molto seria. Non spettando alla discoteca l'esercizio di ufficio morale, conclude, non si può chiedere alla stessa di imporre una direzione né di autoregolarsi. È vero che c'è un principio generale della Costituzione, mi parla dell'articolo 21 che parla della libertà di espressione. Qua si tratta di capire che espressione è lecita, ma è anche vero che c'è un articolo del Codice Penale che vieta lo svolgimento di queste attività quando abbiano dei caratteri di oscenità, come noi riteniamo che sia il caso di specie. A intervenire potrebbe essere il TULPS, il testo unico dei locali da ballo, ritenendo che questa esibizione potrebbe nuocere ai giovanissimi e quindi attuando le opportune misure di intervento. La lunga coda di martedì pomeriggio lungo l'autostrada tra Venezia e Padova è entrata oggi nella discussione sulle infrastrutture sostenibili organizzata da Confindustria Veneto Est. Siamo a Mogliano, tra i relatori l'amministratore delegato di CAV che gestisce il passante e il tratto critico dell'A4. Nel tempo sarà realizzata, per quanto riguarda il nostro piccolo tratto, probabilmente una quarta corsia dinamica. È sempre più una quotidianità trovare code sul passante o sulla A4 tra Venezia e Padova. Sembra un film già visto per decenni sulla tangenziale di Mestre e risolto definitivamente con il passante, ma prima in parte attenuato con l'utilizzo delle corsie di emergenza e l'aumento di piazzole di sosta per lo spostamento di veicoli fermi o incidentati. Oggi quella soluzione è definita corsia dinamica. Vuol dire utilizzare anche la corsia di emergenza nei momenti in cui ci sono eventi particolari, code che possono essere causate sì da incidente ma anche da grande traffico. CAV ha nel suo DNA la tecnologia e queste cose le ha già fatte appunto sulla tangenziale di Mestre. Oggi le potrà fare ancora meglio perché abbiamo a disposizione una tecnologia che all'epoca la CAV dell'epoca assolutamente non aveva. Un progetto decisamente più economico e meno impattante rispetto ad un allargamento fisico dell'autostrada. Questo vorrebbe dire non avere la necessità di andare a costruire la quarta corsia della Brescia-Padova, di non andare ad occupare centinaia di ettari di terreno, di non andare a porre vincoli, di non andare a demolire 70 ponti, insomma mi capite che la situazione è alquanto difficile, partendo dal presupposto che la quarta corsia nel Veronese fisica vorrebbe dire spostare la tangenziale, quindi insomma mi vengono già i brividi solo pensarci, e parliamo di un investimento di 4 miliardi e oltre per la fisica a fronte di 2 miliardi e mezzo per la dinamica. La politica con le frizioni interne al centrodestra in vista delle comunali in Veneto. Dopo la presa di posizione di Luca De Carlo, numero 1 dei meloniani, interviene anche Luca Zaia. Meglio correre insieme, dice Prove di Campolargo nel centro-sinistra. L'interlocutore di De Carlo non sono io ma il segretario Stefani, quindi è giusto che questa domanda la giriate al segretario Stefani. Io penso che da soli si fa prima, assieme si faccia molta più strada. Ovviamente glielo dico per aver governato tante giunte, glielo dico che è fondamentale che ci sia un obiettivo comune. Quando c'è un obiettivo comune siamo invincibili, quando non c'è siamo distruttibili.
Nonostante le premesse e la crescente ritrosia a occuparsi di questioni politiche e partitiche, Luca Zaia sembra tracciare un metodo nei giorni in cui tra Lega e Fratelli d'Italia si continuano a registrare frizioni. Sullo sfondo la chiusura delle liste in vista delle comunali 2024. Zaia pare così sposare la linea di Luca De Carlo, coordinatore regionale dei Meloniani, che rivolto ai leghisti guidati da Alberto Stefani si era detto pronto a fare un passo indietro nella rivendicazione di possibili candidati in nome dell'unità del centrodestra. Pura ragion di Stato, insomma, ma nella coalizione c'è un altro top player che su alcuni temi come la sanità rimarca la distanza. Perché qua non è una questione di polemica politica, basta parlare con i cittadini, le cittadine, con chiunque abbia bisogno di una prestazione che sia diagnostica, che sia anche di accedere, non so, alle chemioterapie, a prestazioni che dovrebbero essere di controllo dopo interventi effettuati. In realtà oggi il sistema da quel punto di vista lì non tiene in tutte le province, bisognava riorganizzare e ripensare il sistema alla luce delle carenze che stavano venendo avanti. Non lo si è fatto, si è aspettato e tergiversato e adesso ovviamente le criticità vengono al pettine. In casa centrosinistra, nonostante i passi falsi in Basilicata e Piemonte, si continua a guardare al campo largo. Ovunque stiamo cercando di avere delle coalizioni ampie che vanno dal Movimento 5 Stelle alle forze del cosiddetto terzo polo, con dei candidati che siano l'espressione di quella coalizione. Bassano e Rovigo i fronti più caldi per quasi tutte le forze politiche, ma ci sono altri 307 comuni veneti dove le strade sono spesso in salita. Mentre stava assicurando con la corda il compagno che stava salendo una via della Falesia di Piangrande, siamo ad Asiago, una free climber è stata colpita alla testa da un martello caduto dall'alto. La 36enne di Marostica, Vicenza, si trovava alla base della parete su cui sono tracciate numerose vie da un tiro. Soccorsa dal soccorso alpino, è stata portata, raggiunta e poi portata con un verricello per 200 metri fino a un punto agevole per l'imbarco. La donna è stata issata a bordo ed è stata accompagnata all'ospedale di Vicenza. E poi ancora nel Vicentino, siamo a Montecchio Maggiore, avevano trasformato un'area del parco pubblico in un campo da cricket, rintracciati dalla polizia locale dei Castelli. Per loro è scattata la multa. Trasformano una parte del parco di via Giuriolo in un campo da cricket. A scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia Locale dei Castelli, che hanno individuato 6 cittadini stranieri intenti a scavare e a stendere un telo per trasformare una parte del parco in un campo da gioco per il cricket. Le persone fermate avevano coperto il manto erboso senza alcuna autorizzazione comunale, impedendo la normale ricrescita dell'erba lungo la striscia di terreno. Ringrazio Polizia Locale per il lavoro che svolge, specialmente nel contrasto agli atti di vandalismo e nel caso specifico all'utilizzo improprio delle aree verdi o comunque dei parchi. In questo caso c'è anche il pericolo che le palle o quelle che viene utilizzato per l'utilizzo appunto di queste aree in modo improprio vadano a colpire le persone che transitano o comunque i veicoli, le moto e anche le abitazioni. Inoltre gli agenti nella stessa giornata hanno anche individuato un minore che insieme ad alcuni coetanei aveva appena finito di disegnare un graffito con le bombolette di vernice spray nei pressi del sottopasso. Gli agenti hanno elevato 8 sanzioni ai responsabili dei 2 distinti episodi che si sono verificati nel fine settimana. Oltre a pagare le ammende, dovranno anche risarcire il comune dei danni arrecati al patrimonio pubblico. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. Eccoci ben ritrovati in diretta con il telegiornale del Veneto. Siamo a Padova con la medicina del futuro, se ne è parlato al centro congressi e dunque si è parlato di intelligenza artificiale. Studenti, masterizzandi, docenti e tecnici in 1000 si sono dati appuntamento nella sala Mantegna del centro congressi per la seconda giornata del World Health Forum, medicina e ingegneria, intelligenza artificiale e il suo impiego in ambito sanitario, una sfida a 4 mani che mette insieme le scuole padovane a confronto con centri di eccellenza a livello mondiale. L'intelligenza artificiale è uno strumento che in qualche maniera rende molto
molto più veloce tutte le nostre acquisizioni e le nostre applicazioni in campo medico. Quindi è evidente che dobbiamo governare questo processo, come governiamo tutti gli strumenti, dobbiamo essere padroni della tecnologia, controllare il fatto che questa tecnologia funzioni, che questa tecnologia non abbia dei bias, cioè degli errori, e quindi in qualche maniera renda quello che è il prodotto finale valido e utilizzabile. Quindi bisogna creare degli esperti, ecco perché oggi ci sono tantissimi studenti qui. Dobbiamo usare gli strumenti di analisi dei dati, calcolatori, strumenti di ricerca dei dati per ottenere informazioni importanti per una previsione medica importante. Noi dobbiamo imparare a prevenire le malattie, non dobbiamo focalizzarsi nella cura. Questo renderebbe una sanità molto più efficace, molto più utile anche alla popolazione. Sgraveremo tutto il problema delle liste di attesa degli ospedali. Un futuro democratico e accessibile con la scienza e l'intelligenza artificiale a servizio della salute di tutti, quello su cui si lavora. Un futuro già presente in alcune applicazioni mediche. Nella diagnostica per immagini l'intelligenza artificiale è già realtà ed è una realtà, quella dell'intelligenza artificiale, che lavora su due aspetti diversi. Da un lato la macchina, ci sono algoritmi di intelligenza artificiale che lavorano nel software della macchina per renderla più efficiente, come migliorando la risoluzione delle immagini, quindi quando abbiamo radiografie, TAC, questi risultano essere più nitidi, risultano essere di una qualità migliore. Poi rende più efficiente il processo di acquisizione del dato. Che cosa vuol dire? Vuol dire un tempo più corto per fare l'esame. Il lato radiologo invece è altrettanto interessante, perché quello che fa l'intelligenza artificiale è fornire una prima opinione. Ha imparato su tanti dati che sono stati messi a disposizione da una comunità di pazienti già refertati, e su quello che ha imparato dà proprio come se fosse una prima opinione della serie: queste sono le lesioni, questi sono gli artefatti, le cose che ho trovato nell'immagine. Medico, verifica tu, le ho trovate in questa posizione. Al Museo Correr presentate le 2 tappe veneziane del tour Amici per sempre. I Pooh si esibiranno a Venezia il 5 e 6 luglio. Venezia ha aperto questa mattina lo scrigno del Museo Correr, in uno dei luoghi più prestigiosi e rappresentativi, per presentare le 2 date in piazza San Marco del tour Amici per sempre dei Pooh, il 5 e 6 luglio. Red Canzian, Robby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli si esibiranno 2 serate su un palco con sfondo trasparente per non intaccare la visuale dei monumenti. Suonare a Venezia è un sogno per noi, è un sogno che forse abbiamo coltivato fin da bambini, quando, o da poco più grandi, da ragazzi, quando abbiamo visto che i Pink Floyd erano venuti a suonare qui per la prima volta. Credo che ogni gruppo al mondo abbia desiderato di fare la stessa cosa. Alla fine di questo tour fantastico, di sold out dappertutto, ci hanno proposto di continuare a suonare e ci hanno proposto gli spazi più belli che ci fossero in Italia. Tipo, abbiamo chiesto, tipo San Marco a Venezia, abbiamo detto certo di sì. Cosa significa per voi essere il collante di più generazioni attraverso la vostra musica? Significa innanzitutto che magari qualcosa di buono l'abbiamo fatto, no? E questo è chiaro che ci rende felici, perché dà un vero senso a quello che noi abbiamo fatto. 2 serate che si preannunciano magiche, nel ricordo ovviamente di Stefano Dorazio per i Pooh, compagno di strada immortale, a Venezia, dove proprio nel 1976 festeggiarono con un importante servizio fotografico i primi 10 anni della loro carriera. Quel giorno mancava però la torta, che questa mattina è arrivata a sorpresa. Stefano è immortale, come è immortale Valerio, perché le cose che hanno scritto li rendono immortali. Noi li rendiamo immortali ogni giorno nei nostri concerti. Eravamo qua nel 1976, proprio qua sotto, davanti ai musei, per fare il servizio fotografico per Sorrisi e Canzoni, e non avevamo la torta, l'abbiamo scoperto qui. Per cui siamo andati qua dietro in frezzeria a prendere in una cartoleria un foglio grande di cartoncino rosa, graffettato con la puntaspilli. Poi con un pennarello ho disegnato il 10, che era il nostro compleanno, e con la schiuma da barba, spray, ho fatto tutta la crema, solo che era il buso, per cui il fotografo doveva fotografare la torta da sotto. Un saluto ai telespettatori del Veneto. Gli amici del Veneto. A tutti gli amici del Veneto. Ciao e grazie. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al Meteo. Condizioni di bel tempo sul nostro territorio con clima mite e gradevole. Vediamo il dettaglio di venerdì 22 marzo. Sul Veneto tanto sole, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso per passaggi di velature. Probabili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde in pianura. Temperature in contenuto aumento, minime tra 7 e 9 gradi, massime tra 17 e 21 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà soleggiato, con cielo poco nuvoloso o velato e con maggiori addensamenti tuttavia nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà decisamente soleggiato, ce lo mostra la grafica, avremo a tratti qualche nube alta in transito. Temperature minime sugli 8-9 gradi, massime intorno ai 22. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.